Fabrizio Piu. Buon pomeriggio e buon ascolto da Radio Libertà e in particolar modo dallo Spazio Più in collaborazione col Sinape, la trasmissione del venerdì pomeriggio in cui trattiamo gli argomenti legati alla sicurezza. Ho qua vicino a me, che sta ancora trafficando con tutti i vari accrocchi tecnologici, il co-conduttore Antonio Fellone, il mitico co-conduttore in presenza oggi. Oggi ce l'ho qua in presenza, in carne e ossa. Antonio Fellone, il vice segretario, segretario nazionale aggiunto del Sinape, giusto. Nonché il responsabile del Dipartimento Carcere e Polizia Penitenziaria della Lega. Buonasera a tutti, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buon tutto, dai. Oggi siamo un po' stanchi, Mimmo, ma noi non molliamo mai. Grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla Polizia Penitenziaria e al mondo carcere. In via Bellerio non si molla mai, ricordalo, mai e poi mai. Cambiano i segretari, ma non si molla mai, siamo sempre qua e non vogliamo mai il pezzo. Da solo 8-9 anni, adesso non ricordo. Comunque, detto ciò, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica al mondo carcere e alla Polizia Penitenziaria, ovviamente, grazie alla regia sempre disponibile, veramente in gamba. Grazie a te, Mimmo, che oggi voglio raccontare un aneddoto. Oggi ho fatto le corse, non sono riuscito neanche a mangiare e il mio amico Mimmo cosa mi ha fatto trovare? Delle pizzette. È un grande, signore, è un grande. Devi campare altri 150 anni. Sì, perché se non scherziamo che 150 sono troppi. Già non pensavo di arrivare a questa venerandità. Ecco, altri 150 anni non mi ucciso nessuno, non devo penare ancora. Basta, e poi comunque l'importante è vivere bene, l'importante appunto è vivere bene, e cosa che per esempio a voi riesce un po' difficile, voi del settore sicurezza. Poco prima di uscire di casa ho acceso la televisione e ho visto le scene appunto sul telegiornale del TG3 e ho visto appunto i ragazzini che si fronteggiavano e si menavano con la polizia. Vabbè, sei i soliti bravi ragazzi, no? Che non hanno nulla da fare. A me non me la piglio neanche con loro, io me la piglio con i genitori, perché se mia figlia dovesse fare una cosa del genere non vorrei stare nei suoi panni, fidati, perché bisogna rispettare. Così severo sei come papà. No, ma per forza bisogna sempre rispettare in primis chi fa il proprio lavoro, il proprio dovere. Hai il diritto di manifestare, è un tuo diritto e ci mancherebbe altro, ma bisogna manifestare con civiltà. No, andando lì e attaccando delle persone che stanno facendo semplicemente il loro lavoro. E poi nemmeno quello che accade ogni giorno nelle patrie galere italiane. Vediamo un attimino di dare attenzione alla polizia penitenziaria, perché la polizia di Stato già ne ha abbastanza. Perché no, ma io dico questa cosa perché spesso anche noi facciamo ordine pubblico, perché fortunatamente da qualche anno la polizia penitenziaria non vive solo nelle carceri, la polizia penitenziaria fa pure altro, fa pure ordine pubblico, quindi non è proprio lo smacco allo Stato, alla divisa di 4 ragazzini che forse facessero lascia, meglio che sto zitto, che va, parliamo di altro. Detto ciò, oggi vogliamo parlare della polemica esplosa per la questione calendario. Sul nostro calendario il PD, parte di essi, hanno attaccato chiedendo al ministro Nordio il ritiro del calendario, ma mai calendario della polizia penitenziaria fu così bello, perché veramente bello. Io vorrei dire a questi signori che magari non si devono fermare alle immagini, quelle sono immagini di addestramento. La polizia penitenziaria non è quella che vogliono loro, la polizia penitenziaria non è il maggiordomo, il cameriere o altro, la polizia penitenziaria è una forza di polizia. Se ne facessero una ragione. Abbiamo l'arma, dobbiamo fare difesa personale. No, perché voglio ricordare a questi signori che spesso i miei colleghi trasportano comunque persone al 41 bis, in passato, anni fa, abbiamo subito degli attentati, quindi è giustissimo che comunque i nostri colleghi si preparino sempre al peggio, perché voglio ricordare a questi signori che noi abbiamo a che fare con dei criminali, con dei delinquenti, non con persone comuni, non siamo maestri d'asilo, non siamo maestri di elementari, ma siamo appartenenti a una forza di polizia che deve garantire l'ordine e la sicurezza all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari. Quindi se ne facessero una ragione.
Però tu mi hai parlato, ma mi hai incuriosito, mi hai parlato del calendario, io ti ho portato le pizzette, tu mi hai ti ho portato il calendario. Ma io il calendario ancora non l'ho visto, perché non lo vediamo? Adesso, visto che Radio Libertà è un'azienda prima radio-televisiva. del calendario, prima di mandare in onda le immagini del calendario, volevo mandare in onda l'intervento del ministro Nordio, però tu in risposta all'interrogazione parlamentare. Devi sostenere. Io ho fatto sta battuta perché volevo vedere la prontezza del regista. No, è pronto. A passare da una cosa all'altra. Ecco. dai. No, lasciami mangiare la pizzetta in tutta tranquillità. Andiamo con l'interrogazione, perché per chi non lo sapesse, il PD ha fatto l'interrogazione parlamentare, ha risposto alla grande il ministro Nordio, e quindi per chi non ha avuto l'opportunità di ascoltarla, adesso la mandiamo in onda e sentiamo quello che ha detto il ministro Nordio. 1612, presentata dai deputati Di Biase ed altri, che ha ad oggetto iniziative volte a tutelare l'immagine della polizia penitenziaria con riguardo a vicende relative all'edizione 2025 del calendario promosso dal DAP. La deputata Serracchiani ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Ministro, questo è il calendario della Polizia di Stato. I poliziotti sono in un ospedale con un bambino. Qui abbracciano degli immigrati all'arrivo. Qui ci sono i carabinieri, sono sempre con un bambino. Qui salvano un'anziana. Calendario della Polizia Penitenziaria. Addestramento a marzo, addestramento con messa a terra e contenimento fisico di una persona con 3 poliziotti addosso. Aprile, agenti antisommossa con scudi, caschi e manganelli in bella vista. Giugno, agente che spara al poligono. Settembre, uomini con il volto coperto e con un mitra in mano. Qual è la differenza, le chiedo Ministro, perché dare questa rappresentazione della Polizia Penitenziaria che fa un lavoro durissimo, delicatissimo, che presta veramente, a cui dobbiamo prestare anche un grande ringraziamento? Perché Ministro questa rappresentazione? Se la Polizia di Stato dipende dal Viminale, quindi da Piantedosi, se i Carabinieri dipendono da Crosetto, quindi dalla Difesa, se la Polizia Penitenziaria dipende da lei, Ministro, la differenza la fa solo il Ministro? Grazie deputata Serracchiani. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro. Grazie Presidente, grazie collega. No, la differenza non la fa il ministro, a parte che anche nel calendario della Polizia Penitenziaria vi sono delle rappresentazioni, per così dire, pacifiche, e anche negli altri calendari vi sono rappresentazioni di elementi armati. La differenza la fa l'immagine della giustizia. La giustizia, come sapete, reca la bilancia e la spada. La bilancia senza la spada sarebbe impotente, ma la spada senza la bilancia sarebbe arbitrio. Ecco, occorre coniugare entrambe le cose. La spada oggi è sostituita dalle armi da fuoco e non c'è nulla di strano se questo è accaduto vista l'evoluzione tecnologica. Le armi sono elementi neutrali, sono buone nelle mani di chi vim vi repellere licet, vuole respingere la forza con la forza, sono cattive nelle mani dei rapinatori. Ma le armi in quanto tale, la guerra in quanto tale, risuona in tutta la storia della nostra nazione, dal Risorgimento alla Prima Guerra Mondiale, alla Resistenza. Risuona niente meno che nel nostro inno nazionale. L'elmo di Scipio si è cinta la testa, è l'elmo di Scipione l'Africano, di un guerriero, non è l'elmo dei vigili del fuoco. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte. La corte era il battaglione o era comunque la compagnia dell'esercito romano. Vorrei anche aggiungere che, e questa è una buona occasione per ricordare la sacralità del nostro inno, dall'Alpe a Sicilia, dovunque è legnano, ogni uomo di Ferruccio il cuore e la mano, cioè dall'Alpe alla Sicilia è tutta una battaglia di Legnano e il cuore di Francesco Ferrucci, che come sapete è morto in armi. I bimbi d'Italia si chiamano Balilla, questo è scritto... Cortesia, per cortesia. L'inno d'Italia? Per cortesia, signori. Non lo so, se vuole mandare al Bacero l'inno di Mameli. Comunque i bimbi di... No. Cortesemente, colleghi, per cortesia. Colleghi. Stavo appunto concludendo, se mi è data la cortesia di concludere, che la giustizia è rappresentata, ripeto, non solo dalla bilancia della spada,
ma da un motto latino che è inciso in molti palazzi di giustizia, a cominciare da quello di Parigi: Gladius legis custos, è la spada che è custode della legge. La nostra polizia penitenziaria, alla quale va il mio omaggio, il mio reverente ossequio, che lavora in condizioni purtroppo anche molto difficili, vista la violenza che molto spesso, documentata violenza, viene esercitata nei loro confronti, ha il diritto di difendersi. Se questo viene rappresentato nel modo che oggi la tecnologia consente, gli scudi che qui dentro ci sono, e se serve purtroppo anche l'arma da fuoco, questo è soltanto una garanzia del rispetto della legge e della nostra sicurezza. Grazie signor Ministro, ha facoltà di replicare la deputata Di. Eccoci qua, quindi è stato un grande il Ministro. Quindi io ci tenevo a precisare una cosa, che il calendario è stato realizzato intanto in collaborazione con l'Università Cattolica di Roma e che l'intero ricavato verrà devoluto per un fine nobile a sostegno, il sostegno agli orfani e ai figli con disabilità del personale dell'amministrazione penitenziaria, poliziotti o civili. Quindi prima di parlare informatevi, ci tenevo a dirlo. Mi è piaciuto un passaggio del ministro che ho riportato anche sui miei social, dove comunque dice: è la spada che è custode della legge. E lui dice: la nostra polizia penitenziaria lavora in condizioni difficili, vista la documentata violenza che molto spesso viene esercitata nei loro confronti. Ha il diritto di difendersi, quindi io credo che miglior risposta non poteva dare. È una polemica sterile. Io veramente apprezzo questo calendario bellissimo, va guardato e analizzato in ogni sua fotografia, perché comunque non è quello che può sembrare. Dopo il regista ovviamente manderà in onda, per chi ci sta guardando da casa, le foto di ogni singolo mese e analizziamo magari insieme, no, quelle che sono le foto. Però voglio precisare che è formazione, cioè un corpo di polizia come quello nostro, quindi il corpo della polizia penitenziaria deve essere formata. In tanti in questi anni hanno detto c'è poca formazione. Ecco, finalmente arriva un governo che ha attenzione alla polizia penitenziaria, che fa formazione e per questo pubblicizza la formazione che fa, perché voglio sempre ricordare che siamo un corpo di polizia, non siamo né infermieri né psicologi né camerieri né maggiordomi, come siete ci un vorrebbe, po' un esercito della salvezza, come però, ci vorrebbe perché qualcuno. in fondo con le vostre capacità salvate anche tante persone, tantissime perché persone queste vengono persone, salvate. questi operatori della giustizia tante volte hanno salvato i detenuti dai tentati suicidi. Hai voglia? Non l'avete Quasi messo tutti i sul giorni. calendario, però. No, ma queste sono notizie che purtroppo non escono perché non hanno cassa di risonanza. Fa più notizia la questione relativa ai colleghi di Trapani, che voglio ricordare, la questione è stata derubricata e non ci sono più nostri colleghi agli arresti domiciliari ad altro, quindi questa per noi è una buona notizia e ci lascia sperare. Noi siamo sempre fiduciosi e crediamo nella giustizia, alla fine comunque la verità emerge e, come ho sempre detto, se c'è qualcuno che ha sbagliato è giusto che paghi nel rispetto dei 40.000 poliziotti penitenziari. Detto questo, quindi ci tenevo a parlare oggi della questione calendario perché è una questione sentitissima. Ho ricevuto tantissimi messaggi, telefonate da tutta Italia proprio per questa questione qui, perché tanti colleghi si sono giustamente incazzati, perché per una volta che viene fuori veramente un'immagine bella, reale, che fa venire voglia, no, ai giovani di intraprendere la strada della polizia penitenziaria, perché negli ultimi anni i passati governi hanno fatto passare la voglia ai ragazzi, ai giovani di puntare verso il nostro corpo. Guardando questo calendario veramente tanti ragazzi sono invogliati, no, a fare il concorso da noi, perché in tanti vedevano solo una chiave, una cella e quella del lavoro. Invece no, la polizia penitenziaria fa ben altro, fa tantissimo oltre ad aprire e chiudere una cella, perché comunque il nostro lavoro è molto delicato e la nostra come posso dire, la nostra preparazione deve essere adeguata.
E questa è preparazione, questa è formazione, perché se andiamo a analizzare, io chiedo a chi ci ascolta di intervenire, magari vogliamo ricordare i numeri, Mimmo, e Come farci no? sapere il loro pensiero, perché ci tengo, oltre ai poliziotti, io quello dei poliziotti penitenziari, il pensiero lo conosco, e non solo dei poliziotti penitenziari, perché ho sentito tanti amici nella Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, è uscito anche sono usciti anche dei comunicati di altre forze di polizia in difesa della polizia Potrebbero penitenziaria. diventare gelosi, perché così tanto attenzione sugli organi di stampa, tutti i vari calendari fatti da Carabinieri, Polizia e della Finanza, perché ci sono anche quelli, non li hanno mai ottenute, cioè dovete venire fuori voi appunto una volta tanto per suscitare questo. No, a me farebbe piacere il pensiero di una persona che adesso ci sta ascoltando da casa, che magari nulla ha a che vedere con le forze di polizia, e magari invito questa persona intanto ad acquistare il calendario, perché comunque E dove si può acquistare? Assolutamente sì, c'è un link su internet e lo si può acquistare, adesso non me lo ricordo il link, ti direi una bugia, basta cercare e lo trovi in 30 secondi. Però se vuoi ricordare, bravo, ma se uno è vecchio rintronato come me, quando lo trova? Vabbè, comunque vabbè, fortunatamente non ci ascoltano solo i pensionati come te, Mimmo, ci ascoltano anche i giovani. Mimmo, se puoi ricordare i numeri. Sì, allora lo 02 92 94 72 22, ripeto 02 92 94 72 22. Chiaramente i nostri soliti fedeli amici già lo sanno. C'è anche WhatsApp, possono anche mandare un messaggio. Diciamo anche il numero del WhatsApp, perché è capace di scrivere. Che giusto. Io per esempio scrivere c'ho un po' di difficoltà, insomma, ci vedo poco. Per il WhatsApp è il 340 670 9659. Il 340 6709 659, questo è il numero del WhatsApp. Chi vuole ci può contattare anche attraverso questi strumenti diabolici che io ancora faccio fatica a tu hai una certa età, ci sta. Vabbè, io per esempio ieri ero impegnato nel consiglio comunale del comune in cui sono consigliere comunale. Non riuscivo a mettermi in contatto in collegamento manco da remoto. Pensavo di usare i piccioni viaggiatori. I tuoi elettori. Sono curioso di conoscere chi ti ha votato. Ti ci porterò un giorno, andremo a mangiare la polenta con le salamelle, va bene? Tornando seri, no, veramente ho riascoltato più volte l'intervento del ministro Nordio, ma ho ascoltato anche tantissimi interventi di istituzioni, di politici che da anni stanno sempre dalla nostra parte. Ha fatto un comunicato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il senatore Salvini, tantissimi parlamentari della Lega, la quasi totalità, quindi questo è dare vicinanza a un corpo che anno dopo anno cresce. Però per far crescere il nostro corpo ci vuole la mano di tutti, anche se poi dopo cosa accade arrivano i soliti che attaccano le forze di polizia in generale. Adesso è arrivato il momento della polizia penitenziaria, si sono appigliati a sta storia di questo calendario violento. Se la regia è pronta mandiamo mese per mese così, ma giusto per capire, perché io tutta sta violenza, Mimmo, tu che non sei del settore, partendo da gennaio, io sono curioso perché sta cosa mi ha colpito. Fermola, visto che siamo alla metà della trasmissione, andiamo in pubblicità, poi cerchiamo di contattare anche quell'altro co-conduttore. Giusto. E poi partiamo col calendario. Partiamo da gennaio o partiamo al contrario? Da gennaio. Pubblicità. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
Eccoci tornati in diretta. Dicevamo prima, adesso chiamiamo l'altro pezzo forte di questa trasmissione, Federico. In attesa che si collega Federico, volevo un attimo analizzare, perché poi tu che non fai parte del corpo di polizia penitenziaria, sei un cittadino comune, devi analizzare queste foto e mi devi capire, cioè devi aiutare a capire, perché sono ignorante, non ci arrivo da solo. La violenza, intanto partiamo da gennaio, dove si vede un plotone di poliziotti penitenziari che stanno giurando fedeltà alla patria, ed è bellissima sta foto. Vogliamo andare a febbraio, voglio ricordare a qualcuno che qui si vede un collega, questo sembra Robocop, che si lo vede un stanno collega che proprio... sta indossando un giubbotto antiproiettili, perché voglio ricordare per l'ennesima volta che la polizia penitenziaria è un corpo di polizia e comunque lavora a stretto contatto con dei delinquenti, dalla media sicurezza all'altissima sicurezza. In passato sappiamo che pure dei nostri colleghi hanno subito degli attentati. C'è Federico. Ciao Fede, buongiorno. Ciao, buonasera a tutti. Come stai? Bene, grazie. Voi tutto bene? Noi sì, perché noi non lavoriamo, tu sei un grande lavoro. Che bella vita che fate. Volevo ringraziare Federico perché rispetto ad altri dà sempre priorità, rispetto a qualcun altro, dà sempre priorità al lavoro. Oggi è stato in servizio, ha terminato il servizio da poco, poteva non andare, invece ha voluto dare, come sempre, perché non è la prima volta, priorità al lavoro, e questo ti fa veramente onore, Federico. Per questo che me lo sono scelto come primo conduttore, poi dopo sei arrivato tu. Poi è arrivato, perché se fosse stato uno scansafatiche Federico, non c'era. Qua non c'era. Perché noi siamo gente che lavora in ogni campo, in ogni momento, noi non molliamo mai. Fede, stavamo analizzando il calendario tanto criticato dal PD, hanno fatto addirittura volevo sapere intanto in merito a un tuo pensiero. Molti di loro hanno la scorta della polizia penitenziaria. Mi stupisce che non sapessero che la polizia penitenziaria gira armata. Evidentemente avranno visto la polizia penitenziaria armata di banane e di scorta, non lo so. Davvero sono molto stupito, e dovrebbero pure sapere che purtroppo per mantenere un luogo di pena sicuro è necessaria la vigilanza armata. Evidentemente queste persone un carcere non hanno mai visto. Se non ci fossero le persone armate nel blocco, nei blocchi esterni e sui camminamenti dei muri di cinta di buona parte dei 200 istituti penitenziari italiani, sarebbe molto facile entrare e uscire, purtroppo. Ecco. E ricordiamo anche che in passato, e qua mi taccio, poi prima linea è stato il carcere di Rovigo. Hanno fatto anche un bel film dove c'era Scamarcio come protagonista, come eroe addirittura di questo terrorista di prima linea, che è un'organizzazione di estrema sinistra, che assaltò il carcere di Rovigo, entrò dentro sbaragliando la sorveglianza armata e liberò un appartenente a prima linea che era la fidanzata del protagonista di questo film. Davvero sono stupito che ci sia tutta questa ignoranza. Mi auguro in buona fede che sia ignoranza e non malizia. Ma guarda Fede, io non credo alla buona fede in questo caso, perché ultimamente stiamo assistendo comunque a degli attacchi continui, no? Tutto ciò che è polizia penitenziaria viene attaccato, perché vuole essere comunque un attacco al governo, perché come abbiamo detto altre volte, fortunatamente finalmente c'è un governo che è molto vicino al nostro corpo, no? Quindi di conseguenza loro, per attaccare il governo, attaccano il corpo di polizia penitenziaria. Tu non ascoltavi prima che eri al lavoro, io prima ho detto che se ne deve fare una ragione. Noi siamo un corpo di polizia a tutti gli effetti, ok? Non siamo né maggiordomi né camerieri né altro. Noi dobbiamo fare solo e esclusivamente il nostro dovere e dobbiamo garantire la sicurezza all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari. E volevo ricordare a questi signori che partecipiamo anche al trattamento, quindi veramente la nostra è una figura professionale estremamente importante, quindi che loro vogliono far passare con questo calendario il corpo di polizia penitenziaria come un corpo violento, anche no, perché forse ultimamente sta accadendo di tutto e di più contro le forze di polizia. Mimmo, prima parlavamo in apertura che a Torino ci sono ulteriori attacchi ai colleghi che sono in servizio lì
per ordine Reparto pubblico Cenere. di 4 manifestanti, perché sono sempre i soliti, perché poi uno non vuole ripetere sempre le stesse cose, no? Però se confrontiamo i manifestanti, manifestazioni di destra e manifestazioni di sinistra, quando ci sono le manifestazioni di sinistra ci sono sempre casini, bordelli, feriti, c'è la manifestazione di destra, tutto procede liscio, tranquillo e pacifico. Quindi voglio dire, la devono smettere, la divisa va rispettata, punto, perché rappresenta lo Stato e la legalità. Punto. Poi mi taccio. Sbaglio, Federico? No, ma prima di tutto dovrebbe essere lo Stato a far rispettare la divisa, la legge, l'ordine. Noi per anni abbiamo avuto una politica che invece questo non lo voleva. Ancora oggi abbiamo una politica, in questo caso il PD, che vota per mandare miliardi di armi in Ucraina, per usare addirittura le armi a lungo raggio contro la Russia, per scatenare la terza guerra mondiale. Questo è il PD, E poi però, insomma, se tu invii armi, miliardi di armi e invochi, come si chiama, l'utilizzo degli armamenti pesanti a lungo raggio ipersonici contro la Russia, la potenza nucleare, vuol dire che tu vuoi la terza guerra mondiale. E allora in quel caso non ti fai problemi a mandare armi che uccidono migliaia di persone, però poi ti scandalizzi perché è una forza dell'ordine / armata del paese che le armi ce l'ha, e per la sola difesa, attenzione, e ben altre armi, non parliamo di armi di sterminio di massa come quelle che si usano in una guerra. Quindi davvero questi qua hanno la faccia come diceva Giachetti, non voglio finire la frase, la lascio a finale aperto all'intelligenza dei nostri ascoltatori. Tuttavia volevo dare delle notizie, perché comunque abbiamo sempre la solita politica, sembra una corrente della magistratura che fa di tutto per delegittimare le donne e gli uomini in divisa, che insomma difendono l'ordine e addirittura il loro ordine dello Stato e l'ordine legale dello Stato. A Trapani è giunta notizia che sono stati tutti prosciolti gli agenti di polizia penitenziaria che erano stati accusati, sbattuti in prima pagina, vergogna, sospesi. È caduto tutto nel vuoto. A Torino abbiamo avuto sentenze di assoluzione per gli agenti che torturavano, non era niente vero, ma non abbiamo letto una riga nei giornali. Abbiamo ora a Genova una PM, anche lei purtroppo appartenente a una corrente della magistratura, che sta indagando degli uomini di polizia penitenziaria perché avevano 25 detenuti in grande sorveglianza nella stessa sezione, nello stesso luogo, di cui uno purtroppo si è suicidato. E la colpa di chi è? Della polizia penitenziaria, come al solito. Anche qua non vorrei che finisca sempre nella stessa maniera. Tuttavia sbatti il mostro in prima pagina, sbatti la polizia penitenziaria, punta il dito, distruggi le vite, distruggi le famiglie, perché ci sono famiglie, ci sono persone dietro una divisa, e questi giornalisti, alcuni magistrati di una certa corrente, queste cose a quanto pare non se ne rendono conto. Quindi alla fine è un sistema che paga le conseguenze di una mala giustizia, ma una giustizia che funziona male, e quindi le conseguenze le paghiamo tutti noi. Punto, qua lascio a voi la parola. No, Fede, ci tenevo perché sono arrivati 2 messaggi su WhatsApp che volevo leggere. Il primo è Maurizio che scrive: bravi, ma conoscete la Serracchiani? Si distingue sempre per la sua pochezza ben pagata. Maurizio, e si firma. E poi leggiamo quest'altro che Luciana, ora dalla Lombardia, scrive: auguri, io Luciana, Santa Lucia oggi, auguri. Auguri. Già è vero, il Auguri a 13 tutte le Lucie, gennaio. auguri a tutte le Lucie. Oggi è Santa Lucia, giusto? Ti tocca portare le cioccolate alla moglie stasera, perché se non entri. Ma quella mica si chiama Lucia. Perché c'entrano oggi? Ah, perché solo a Brescia si festeggia la Santa Lucia con le cioccolate. Io sono di Milano, a Milano non si festeggia. Allora, scrive Luciana: io sono anni che seguo la vostra trasmissione e mi preoccupa e mi procura tanta rabbia e tristezza il constatare come le passate maggioranze di governo non si siano occupate delle vostre esigenze, e questo ti devo confermare, anzi ci hanno affossato. Vorrei che ci si ricordasse che i detenuti sono persone che hanno commesso delitti di ogni genere, ma sembra che sono loro che solo loro vengono tutelati. Sempre grazie per tutto quello che fate. I sinistri e i loro adepti per me sono il cancro del paese. Augura buona festività a tutti e anche a coloro che saranno costretti per lavoro a trascorrere in carcere. Felici di incontrarvi sempre al gazebo di Pontita. Luciana, ora dalla Lombardia. Ciao Luciana, auguri anche a te, ai tuoi cari.
assolutamente condivido quello che hai scritto, soprattutto sul fatto che i governi precedenti ci hanno veramente sotterrato, quindi è quello che non va bene, perché chi stava al governo precedentemente ha sotterrato il nostro corpo e il nostro mondo, e chi c'è attualmente cerca di risollevare il mondo carcere e la polizia penitenziaria, e ovviamente subisce degli attacchi. Sbaglio, Fede? No, tanto voglio dire che non solo hanno tolto la dignità alle donne e agli uomini con la divisa che devono lavorare nei carceri, ma facendo funzionare malissimo il sistema hanno tolto la dignità e anche la vita a tantissimi detenuti. Voglio sottolineare che il decreto di quest'estate sta iniziando ad avere i primi effetti. Posso confermarvi che ci sono un sacco di detenuti che stanno facendo misure alternative, oppure al lavoro, oppure a delle opportunità, tra cui corsi, lavori intramurari, misure alternative all'esterno, tantissime. Insomma, è davvero interessante. Almeno qua in Lombardia sta bollendo, borbottando per bene la pentola, e quindi è una cosa positiva, nonostante tutte le cavolate che abbiamo sentito scritte nei soliti giornaloni. Questo punto di vista va assolutamente sottolineato, questo fatto. Ecco, quindi i precedenti governi si sono macchiati di un disinteresse generale verso tutti. So che cambia un attimo il discorso, però me la sento. Volevo dare la solidarietà ai carabinieri, insomma, ancora indagati per il caso Rami qua a Milano, addirittura di depistaggio, perché avrebbero cancellato un video. Io vorrei lo stesso impegno della magistratura anche per le altre cose che accadono qua a Milano, non solo per dei carabinieri che, insomma, a quanto pare hanno fatto il loro dovere, cioè fare un inseguimento, erano 3 volanti. Poi si vedrà quello che è accaduto. Tuttavia, secondo me quando ti fermano a un posto di blocco ti devi fermare. Io non finirò mai di dirlo a tutti. Non solo non bisogna guidare con il telefono e non fumarsi le canne o pippare la coca prima di mettersi al volante. Ci è voluto Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per metterlo nero su bianco, perché prima questa era la normalità a quanto pare. Un'altra cosa, se le forze dell'ordine ti intimano di fermarti, tu ti fermi. Ti devi fermare, punto. Questo deve fare anche una magistratura che purtroppo in una sua piccola parte politicizzata non fa. Appunto, ovviamente mi associo a quello che hai detto rispetto alla vicinanza ai colleghi coinvolti in quel di Corvetto. Io ho ascoltato una trasmissione, Le Iene, l'altra sera, dove c'erano sti ragazzi intervistati che dicevano ognuno di loro che avevano sti video, che i carabinieri hanno obbligato a cancellare i video, ma un altro dichiara: io ho il video, i carabinieri mi hanno fatto cancellare, e dopo un po' dice: mi stavano mettendo sotto con la macchina nell'inseguire. Tu mi devi spiegare, se ti stanno mettendo sotto con la macchina, come fai a fare il video? Ti sei dovuto scansare, hai detto che sei caduto a terra. Quindi ovviamente la magistratura farà chiarezza, ma piena vicinanza ai colleghi, perché hanno fatto semplicemente il loro dovere, il loro lavoro, e quindi addirittura adesso si devono subire un'indagine, ma va bene così. Il problema è che se i ragazzi si fossero fermati all'alta, a quest'ora magari uno non sarebbe morto e tutti sti casini. Ma come dicevi bene tu, il problema non è... Ma quello che guidava, io ho letto su un giornale oggi, su un quotidiano di oggi, ho detto che non se n'era accorto. Certo. Che era inseguito. No? Mm-hmm. Cioè lui non se n'era accorto. Non se n'era accorto? No, wow. Quindi io non voglio immaginare in quale stato psicofisico fosse. Mi auguro che i magistrati da cosa scappare, cosa corrivi allora? Chiedono i carabinieri. Io voglio sperare che gli abbiano fatto gli esami per accertare se aveva alcol o droghe nelle vene, insomma. Ha detto che pensava che era Babbo Natale con la slitta con le rene che lo seguisse, capito? Allora lui sta indicando la via per il Polo Nord. No, veramente ragazzi, è una cosa allucinante, cioè 2 persone, e parlo dei colleghi dei carabinieri, che stanno facendo semplicemente il loro dovere ed oggi devono rispondere, oppure stare in ansia o capire, sono indagati, ma per che cosa? Perché stavano facendo il proprio dovere. Il problema erano quelle persone che non si sono fermate all'alto, punto. Un motivo c'era, se non si sono fermati, quindi poi sarà la magistratura a fare chiarezza. Però questo ci deve far riflettere come le forze di polizia oggi le forze di polizia stanno subendo attacchi da tutte le parti, quindi è arrivato il momento di dire di dare massima fiducia, ma
a tutte le forze di polizia, perché altrimenti veramente non so dove andremo a finire. Sì. Ma la cosa triste, perché tu colpisci un'istituzione dello Stato per colpire per colpire il governo. Io voglio ricordare a tutti che l'esercito, la polizia, i carabinieri, le poste italiane, la sanità sono istituzioni che esistono a prescindere dal colore politico. La scuola, se a te non piace chi è al governo, lo devi battere a livello elettorale, devi proporre una seria alternativa e lo batti. Non che va a colpire delle istituzioni dello Stato perché nella tua mente malata credi che colpendole tu vinci le elezioni. Cioè, questo è uno psicodramma, questo va chiarito, non accade in nessuna parte al mondo questo. Guarda, ieri guardavo una trasmissione. Ieri guardavo una trasmissione su Rete 4 del Debbio, credo. È stato un grande capezzone, perché c'era una consigliera regionale del PD ospite in trasmissione e diceva: no, ma noi ascoltiamo tutti, noi ascoltiamo il delinquente, lo spacciatore e perché no anche i carabinieri. E Capezzone giustamente si è incazzato, ci aspetta un attimo, ma cosa stai mettendo sullo stesso piano chi delinque nel quotidiano ammazza con uno che fa semplicemente il proprio dovere? E Capezzone a una certa dice: a me piacerebbe assistere a una telefonata quando persone come lei chiamano e il 112 ti risponde: un attimo, cerchiamo un attimo di sentire tutti, sento lei, però prima sento sto delinquente che stava spacciando, prima sento il delinquente e poi lei, la zittita. Ecco, questo ti fa capire queste persone come ragionano. Comunque torniamo a noi e parliamo ancora del calendario, perché altrimenti qua, Fede, ci vorrebbero 10 trasmissioni per far capire a certe persone il valore di una divisa, il valore... E non si arriverebbe mai a nulla, mai, sì. Perché poi comunque sia, questi sono abituati a rigirarsi le frittate e dove non arrivano loro a livello giornalistico, a livello politico, poi ci pensano i giudici. Perché io stamattina ho sfogliato così al volo un quotidiano, Il Giorno in particolar modo, e ho letto tutta una sfilza di sentenze che o il TAR o il Tribunale, una cosa o l'altra, ha emesso, e che guarda caso sono tutte contro il governo in carica. Sembra che il loro massimo impegno, man mano che ristrutturano quello che è la sinistra, il loro impegno sia quello di prendere e attaccare politicamente, attraverso la magistratura, tutti gli atti che questo governo fa. Può darsi che vi danno così tanto addosso, hanno tirato fuori tutto questo polverone sul calendario, perché se condannano Matteo Salvini vi stanno dicendo guai a voi se lo trattate bene. Forse non sanno che con la prima condanna Matteo in galera non ci va. Vabbè, no. Ma lo fanno interessante. Io vorrei consigliare... Guarda che i sinistri sono particolari, sono gente velenosa. Io dico solo che noi, la nostra forza deve essere la gente per bene, e io in questi giorni ho riscontrato una vicinanza da parte delle persone per bene a livello allucinante, perché poi dai social te ne accorgi, no? I rumors si sentono, e c'è stata una vicinanza da parte delle persone per bene allucinante, e tanti, fortunatamente, grazie intanto a Matteo Salvini e alla Lega, che è stato il primo partito a mostrare vicinanza al corpo di polizia penitenziaria. La polizia penitenziaria oggi come oggi è vista con occhi diversi e soprattutto è conosciuta, e questo fa veramente piacere, perché comunque vuol dire che in questi anni tutti noi compresi, io, tu, Federico, abbiamo fatto un ottimo lavoro, perché è da anni che cerchiamo di far capire quella che è la polizia penitenziaria, e non certamente quello che emerge dai vari giornali o dai media in generale, o da una parte politica. Quindi, perché abbiamo raccontato spesso, no, di quel povero collega che si deve confrontare col detenuto extracomunitario che a prescindere lo devi aggredire o ti minaccia con una lametta o altro, e tu in quel momento non sai come comportarti, perché se ti difendi poco esageri, ti ritrovi denunciato per tortura. Quindi è un lavoro estremamente delicato, e chapeau, e un applauso a tutto il corpo di polizia penitenziaria per i grandissimi sacrifici che fanno nel quotidiano. Quindi il tempo poi altro lascia il tempo che trova. Abbiamo 2 messaggi WhatsApp. Allora, Maurizio: basta dire una piccola parte della magistratura politicizzata, sono più di quanti pensiamo. Vergogna, Maurizio.
Poi Jenny da Milano voleva sapere dove si può comprare a Milano il calendario. Buona giornata, Jenny. Qua ti voglio, qua Jenny, ti allora, voglio. l'ho detto pure prima. Io chiedo le tue dimissioni se non dai le indicazioni precise per comprarlo. Allora, guarda, basta andare su internet, non ho a portata di mano il link dove poter acquistare. Tu, se sei così tecnologico, allora, non lo sai Jenny, cercare. Jenny è per tutti quelli che ci ascoltano. Ti do il mio telefonino. Dovrei avere il link su Messenger di Facebook, perché mi è stato chiesto e l'ho girato. Per tutti coloro che sono interessati, se non lo riescono a trovare online, basta scrivere acquisto calendario polizia penitenziaria. Scrivetemi sui social, Fellone Antonio, sia Facebook e Antonio Fellone Instagram, da lì vi rispondo e vi giro direttamente il link. Però dovrebbe essere facile, sbaglio Fede? Basta andare su un motore di ricerca e sì, io l'ho fatto e mi si è aperto un sito porno. So, ma tu sei un caso a parte, perché il tuo cellulare vede solo quello, non vede altro. Non è vero, non è vero, da quando che si è coniugato non ne fa più queste cose. È cambiato. Sì, è sottoposto a stretta censura. Comunque ripeto, io sono disponibilissimo, se ne riuscite a trovarlo online, nel senso che non riuscite a trovare il link, scrivete ad Antonio Fellone e lui vi risponde. Vi rispondo, rispondo sempre, magari sì. Non subito, però rispondo e vi giro il link. Ve lo consiglio perché è un bellissimo calendario, è proprio bello, ne vale veramente la pena. Volevo solo, Federico, se mi consenti, ecco, dicembre, guardiamo la violenza di questa foto, violentissima, Scrivetela, che io vorrei, giustamente io non so nemmeno come dicembre c'è un gruppo di colleghi, 3, 4 colleghe sono, una più bella dell'altra ed è violenza. Ok, poi abbiamo novembre, abbiamo 4 colleghi. Io avrei messo 4 colleghi con la parrucca. A novembre abbiamo un'allieva agente, anche lei. Ottobre abbiamo una scorta che con le pistole, come diceva giustamente Federico prima, tanti di questi signori, alcuno anche ex ministro, hanno la scorta ancora attualmente della polizia penitenziaria, e non credo che gli fanno la scorta con la pistola d'acqua. Pure Saviano c'ha la scorta della penitenziaria, pure lui. Questo è il reparto USPEV, veramente un ottimo reparto della polizia penitenziaria. L'USPEV è scorta e vigilanza, il reparto di scorta e vigilanza. Quindi che c'è? Stanno scortando spesso, voglio ricordare che facciamo traduzioni anche di 41 bis, detenuti pericolosissimi, abbiamo subito degli attentati, quindi è ovvio che siamo degli agenti di polizia, abbiamo in dotazione il giubbotto antiproiettili e la pistola, eppure l'M12, anche l'M12 che è l'arma lunga. Vedi, quindi io non vedo. Poi abbiamo agosto, dove c'è il NIC, cioè voglio dire, un'altra eccellenza del nostro corpo, no? Per chi non sapesse cosa è il NIC, il numero investigativo sono centrale, quelli impegnati a intercettare i droni, tutte le indagini a livello nazionale, ed è veramente un'eccellenza del corpo. Però ti stai Ma scordando. anche all'interno, diciamo, sono assolutamente che investiga anche in eventuali violazioni del comportamento degli stessi agenti di polizia penitenziaria all'interno degli istituti o in altri però servizi, vi state scordando entrambi una cosa: fra i compiti della polizia penitenziaria c'è anche quella di controllare tutti i detenuti agli arresti domiciliari. No, perché tante volte sfugge, e quelli sono c'è tantissimi. Certo, c'è anche questo tra una volta andavano i carabinieri o la polizia, ma invece una volta voi, adesso va la polizia penitenziaria. Ma noi stavamo parlando del calendario, in questo caso guardiamo giugno, dove c'è una collega. Scusami, postilla velocissimo. Possiamo ricordare anche che tantissimi politici e magistrati chiedono espressamente la scorta della polizia penitenziaria. Cioè, questo vuol dire che c'è un'eccellenza dietro. Certo, assolutamente sì. La scorta venga, l'abbiamo detto prima, e quindi se attaccano quel magistrato. Sì, Fede. Con le banane che hanno in tasca sono in gamba, con le banane che si portano dietro al posto delle pistole sono proprio in gamba.
Parliamo di giugno, dove c'è una collega che è al poligono con l'istruttore. È talmente violenta sta foto, si sta è molto professionale. Io la manderei anche alle Olimpiadi a fare i tirassegni. Quindi maggio è bellissima, dove ci sono i colleghi con i caschi, è una collega che sorride. Però voi siete un po' fetenti, mettete sempre davanti le No, donne, ecco un uomo anche qua. Cioè, non rispettate, Fede, non rispettate le quote. I famosi scudi, Fede. I famosi scudi che solo chi realmente ha vissuto, soprattutto nel periodo delle rivolte, conosce l'importanza di questi scudi. Sono stati veramente importanti e fondamentali, soprattutto in istituti dove avevano una situazione veramente molto molto delicata. Che poi è uno strumento di difesa, lo scudo, bravissimo. non di offesa. Questo È uno strumento di difesa. Bravo. Quindi, sì, qualcuno si è scandalizzato per quando vede questa foto di due colleghe e un collega che immobilizzano una persona a terra. Scusate, vi faccio una domanda, no? Questa precisiamo che è formazione. Vi faccio una domanda, ma se un poliziotto penitenziario viene aggredito, deve essere preparato a difendersi o no? Quindi io ti metto la foto dove ti faccio vedere che si sta formando il personale di polizia penitenziaria alla difesa personale. No, ma Antonio, ricordiamo che spesso è peggio, cioè quando accadono queste cose perché viene aggredito un medico oppure un assistente sociale, un'educatrice, un direttore. Dobbiamo essere preparati noi, no? A difenderci e a difendere altri operatori che lavorano all'interno delle strutture penitenziarie. Sì. Quindi tutta sta violenza Mimmo, magari la vedi tu che non sei appartenente. No, io ho una profonda invidia per questo, che appunto viene vestito come Robocop un sacco di persone. Vabbè, poi questo è carinissimo qua no, ma non fa parte ma no, quello non fa parte no. è capitato per caso. Quindi ripeto, io invito tutti. Vabbè, non lasciamo le nostre ascoltatrici con la curiosità. C'è venuta fuori una foto dove c'è un agente della polizia penitenziaria con un bel bambino in braccio col basco, assolutamente invece che la scuffia col baschetto della polizia penitenziaria. Guardi, tanti sono un bambino in braccio all'agente della polizia penitenziaria, c'ha il basco in testa invece che le solite cuffiette da ragazzini. Ma tanti sono. È simpatica come. Fede, tante sono le iniziative che in questo periodo sta facendo la polizia penitenziaria di qualsiasi istituto. Però te lo posso dire, a me questo calendario non mi piaceva di più quello dell'anno precedente, dove c'era la persona di mia conoscenza e prima di lui c'era la di lui madre. Quello ha venduto tantissimo, ma proprio per la presenza di questo amico nostro, di una bellezza assoluta, però credo che abbia venduto tanto dillo tu, dai, non lo voglio dire io. Ha avuto una vendita più per persone di conoscenza, no, lo stai dicendo tu, assumiti la responsabilità di quello che dici. Vabbè, Fede, avrai capito, no? Lui dice che io so che queste persone avevano proposto anche il calendario senza veri della polizia penitenziaria, ci è rimasta male perché non l'hanno più fatto, quindi vabbè, dai, ogni tanto usciamo fuori dai ragazzi dai qua il regista mi ha fatto il segno che siamo arrivati ci sta tagliando, alla fine del tempo, il regista che ci vuole tagliare la testa, almeno credo, ho capito a proposito di calendari, però un uccellino mi ha detto che ci sono i calendari del SINAP anche, assolutamente sì, sono in consegna, ne approfitto per ricordare a tutti i colleghi del territorio che ci ascoltano, sono arrivati, stanno consegnando calendari, agendine, penne e qualcuno come Brescia, se e qualcuno anche a Federico e a Mimmo per acconsegnare. Federico e Mimmo sarà mia cura portarli venerdì prossimo, che spero e credo di tornare in presenza per fare gli auguri a tutti richiamati in oro zecchino. Spero e credo di tornare in presenza venerdì prossimo per uno scambio di auguri e Fede ti porta anche un bel gadget, che vuoi più dalla vita? Quindi, ci sarò anch'io in presenza. Che bello, sarà la troupe. Come vuole il PD. Ottimo. Dai, ragazzi, Fede, grazie. Grazie a te, Antonio. Ci vediamo venerdì. Ci vediamo, buona settimana, buon lavoro e grazie sempre per tutto quello che fai. Mimmo, a te la chiusura. E vuoi salutare prima che faccio io la chiusura? No, non vuoi salutare? No, basta, fai tu, scusa. No, il Mimmo non ci sopportiamo più, facciamo finta che siamo d'accordo quell'ora là che facciamo insieme, ma quindi neanche più una coppia di fatto. Ci siamo chiamati divieto di incontro, come si dice il gergo carcerario. Basta, divieto di incontro a vita.
Volevo ringraziare, ciao Fede, buona serata. Volevo Ciao. ringraziare sempre Radio Libertà per lo spazio che dedica alla Polizia Penitenziaria e al SINAPPE, come dico sempre. E ringrazio tutti i tuoi colleghi che Quello ti seguono su tutti i social, Allora, perché è il intanto sì, bello di ovvio, venire qua con ovvio. Antonio Fellone in presenza e fare la trasmissione con lui, con tutti questi telefonini puntati in cui No, ma devo diffonde dire, il verbo in tutti i è paraggi. bello perché se uno fa tutto questo, no? Lo fa per tutta la polizia penitenziaria e per i tantissimi colleghi che mi seguono. Io voglio un mondo di bene uno per uno, perché comunque sono ragazzi che fanno il proprio dovere con tantissima professionalità e veramente gli va riconosciuto e li ringrazio sempre tutti i giorni, ma anche per tanti attestati di stima che mi arrivano nel quotidiano, che comunque mi sono vicino, perché loro sanno che io faccio tutto questo perché dietro c'è una grandissima passione e sono orgoglioso sempre di rappresentare il mio corpo, prima di farne parte, è ovvio, essere un poliziotto penitenziario in primis, ma anche di rappresentare il nostro corpo, perché sono sempre più convinto, e lo sarò fino alla morte, che il nostro corpo è composto da persone eccezionali, persone che veramente fanno il proprio dovere con tantissimi sacrifici. Quindi grazie a loro. Grazie a Radio Libertà, grazie a te Mimmo, viva la Polizia Penitenziaria e viva il SINAPPE. Buona serata. Avete ascoltato Spazio